Ambiente, la tua radio. Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie, eccoci qua, sabato 8 novembre. Oggi parliamo di due argomenti principali che sono una riflessione sul cosiddetto islamarxismo, in linea di principio ovviamente, più che negli aspetti pratici reali che sono legati agli ultimi avvenimenti, soprattutto della gestione di Nuova York. La seconda parte sarà dedicata invece ai 100 anni del libro che ha reso famoso Alfred Adler. Certo, voi direte non tutti lo conosciamo, è stato un grande psicologo, psichiatra, pensatore spirituale ed è vissuto a cavallo fra i due secoli, ma 100 anni fa usciva La conoscenza dell'uomo, che è il suo grande capolavoro. Ma questo poi ci permetterà di parlare anche di un altro allievo di Freud, che è Jung, che viene rilanciato ora anche da un libro di Sandra Petrignani, sulla quale ritorneremo presto, sul quale avremo modo di riparlare. Insomma, un rifiorire della cosiddetta psicologia analitica o della cosiddetta psicologia individuale, come sosteneva essere quella di Adler, per il fatto che appunto si cerca di capire, magari sotto nuova luce, perché questi autori hanno fatto anche il loro tempo, però si cerca di capire come riabbordare l'animo umano in un contesto così cambiato rispetto al Novecento come quello che stiamo vivendo oggi, soprattutto sotto la pressione dei new media, dei social e di quant'altro. Prima però una nota relativa all'obituario, perché è morto Tommaso all'italiana Chemeni. Era ungherese, ma fin dall'infanzia era venuto a Milano e aveva fondato il cosiddetto mitomodernismo. Era un poeta di grandissima levatura, sul quale però poi torneremo lunedì, grazie all'approccio e all'apporto che porterà Stefano Zecchi qua su questa onda di Radio Libertà alle ore 16, quindi avremo modo di riparlarne in maniera accurata attraverso la voce di un suo caro collega ed amico come il grandissimo, non esistono più aggettivi, professor Stefano Zecchi. In ogni caso, un gioiello italo-ungherese che vale la pena di conoscere meglio per tantissimi motivi, ecco, che ci illustrerà appunto Zecchi dopodomani alle ore 16, a cui vi rinvio. Allora, è successo quello che è successo, tutti un po' sbalorditi sinceramente, al di là del modo con cui la si veda sul piano politico, metapolitico, ideologico, religioso, eccetera. Qualcuno ha azzardato un nuovo epiteto per Nuova York. La chiamo Nuova York perché mi piaceva proprio il modo con cui la chiamava il corrispondente Ruggero Orlando, che io imitavo da piccolo, perché mi affascinava da morire quella sua battuta: qui Nuova York vi parla Ruggero Orlando. Ecco, forse i più giovani non se lo ricorderanno, ma era uno degli appuntamenti imperdibili del telegiornale, per la capacità di Ruggero Orlando, questo corrispondente da New York, che io conobbi in età infantile attraverso il video già attempato, quindi morto da molto tempo, che in realtà ci sapeva tradurre, come pochi altri hanno saputo dopo, la vita vissuta americana, in particolare della costa atlantica, del tempo. La grande Mecca. Non sarebbe più la grande mela, ma la grande Mecca. È evidente che il trionfo relativo, perché abbiamo visto i numeri non sono strabilianti, di questo personaggio, nato tra l'altro in terra africana, comunque poco importa,
e musulmano di religione, e in più socialista. Trump sostiene comunista in realtà per il modo con cui affronta le cose e vorrebbe rimodulare, riprogrammare una città caotica e difficile da gestire come Nuova York. Ma a questo punto noi siamo autorizzati a fare una elucubrazione, come si diceva una volta, che riguarda questo nuovo connubio, questo nuovo abbraccio ideale, ideografico, ideologico, metapolitico tra l'islamismo e il marxismo. Già qualcuno ha tentato questa analisi sui principali giornali, ma merita appunto una pausa di riflessione e appunto la possibilità di abbordarla con una certa cautela. In pratica, per dirla in soldoni, sta succedendo sul piano ideale e della progettazione del pensiero politico, sta succedendo che il vecchio marxismo, dico vecchio perché Marx cominciò a scrivere 200 anni fa, e vista la fortuna che il marxismo ha avuto da fine 800 fino agli anni 80-90, fino al crollo dell'Unione Sovietica, lo chiamo vecchio, ma che cosa bisognerebbe dire allora dell'islamismo, che è una religione relativamente antica, meno antica del cristianesimo, ma che comunque ha prodotto tantissimi secoli di prassi, si dice appunto di realtà, dal punto di vista dell'organizzazione ecclesiale, dell'organizzazione diciamo così delle feste, dei riti, dei digiuni, e anche di una certa vita politica che ne è rimasta ampiamente condizionata. Qualche settimana fa parlavamo di Lepanto, di grande braccio di ferro culminato a Lepanto il 7 ottobre del 1571 con la vittoria dei cristiani sul mondo islamico, però in realtà tutto l'Evo moderno e contemporaneo è contrassegnato da un braccio di ferro fra le due principali religioni monoteistiche, e in particolare tutti si stanno accorgendo, indipendentemente da come la vedano, da sinistra o da destra, da sopra o da sotto, si stanno accorgendo che il mondo islamico sta prendendo sempre più piede fuori dalle sue sedi naturali, che sono l'Africa del Nord, il Medio Oriente, parte dell'Oriente, eccetera, e sta dilagando, non è la parola giusta certamente, sta espandendosi sotto varie forme, sono marchingegni, strategie, soluzioni che tutti in maniera palpabile osservano. Numero enorme degli immigrati in Europa islamici, degli immigrati anche in America, ma anche dell'immigrazione nell'estremo oriente, e poi ovviamente la costruzione di moschee piccole, grandi, medie, e la predicazione sempre più diffusa della religione islamica, magari non in maniera diretta, cioè col Corano, ma in maniera indiretta, attraverso comportamenti, rituali, abbigliamento, che certamente colpisce in maniera molto forte la nostra sensibilità, la nostra suscettibilità. Certo, quando ci siamo svegliati l'altro giorno e abbiamo scoperto che la più grande città del mondo, la più famosa, qualcuno la chiama la capitale del pianeta Terra, Nuova York, diciamo è gestita oramai da un personaggio di fede musulmana, ecco, la cosa ci ha francamente come dire, sconvolto soprattutto sul piano della possibilità reale di concretizzare quello che oramai non è più un sogno, ma è una realizzazione progressiva di potere, di immagine,
che appunto quel mondo sta declinando simmetricamente al declino dell'Occidente, cioè più l'Occidente declina, ovviamente per Occidente comprendiamo l'America, soprattutto del nord dell'Europa, e più ecco, questa religione sembra sostituire, è una parola aspra, acida naturalmente, sostituire la stessa fede cristiana che è in forte declino, come appunto diciamo così viene incriminata anche un'eccessiva libertà che questo Occidente avrebbe costruito nel tempo e che poi ha favorito appunto la stessa ondata islamica. C'è di più, ed è quello di cui oggi io vorrei parlare in maniera più specifica dal punto di vista culturale e filosofico, ed è l'oramai noto islamarxismo. Qualcuno lo chiama marxislamismo, ma io preferisco islamarxismo perché voglio sottolineare il fatto appunto che il marxismo, molto decaduto da tutto il mondo, sia sul piano pratico che teorico, e progressivamente pieno di lacune e di incongruenze, ebbene il marxismo si può riciclare attraverso l'islamismo. È uno sposalizio incredibile praticamente, perché tutti sono al corrente del fatto che il marxismo, secondo il dettato marxiano, che è un dettato ottocentesco naturalmente, ma che poi è stato rivissuto comunque in chiave relativamente coerente anche nel corso del Novecento, sia in Russia che in altre zone del mondo, o almeno anche all'opposizione, ma con forti pressioni culturali anche in Italia e in altre regioni d'Europa. Bene, sicuramente questo marxismo era destinato a morire, se non appunto non potesse, non lo sapevamo, non lo capivamo, ricevere una boccata d'ossigeno da che cosa? Da una religione che sul piano teorico, stavo dicendo, scusate, chiudo il lungo periodo, sul piano teorico, secondo il dettato marxiano, altro non è che l'oppio dei popoli. Tutte le religioni, diceva Carletto, che fa rima oramai con Maometto, Carletto e Maometto, ma insomma, secondo Carletto, tutte le religioni, non se ne salva nessuno, sono l'oppio dei popoli. Cosa significa? Significa che tutti i popoli della terra, e in particolare la parte costituita dalla gente più povera, si abbevera a questo oppio, a questa droga, per riuscire a consolarsi dei mali di natura economica, strutturale, anche fisica per certi aspetti, che imperversano. E di conseguenza, nutrendosi di questo oppio, diceva Carletto, nutrendosi di questo oppio, il popolo, ogni popolo naturalmente, sia dell'Occidente che dell'Oriente, riesce a sopravvivere. Naturalmente il riferimento è ironicissimo, direi sardonico, perché l'accusa è verso quelle strutture ecclesiali ed ecclesiastiche che in Occidente e in Oriente già nell'Ottocento riuscivano a turlupinare, secondo Marx, intortare la povera gente che altro non aveva che questa risorsa per riuscire a consolarsi e a raggiungere una forma di falsa allegria, e che appunto era legata alla speranza che esistesse un Dio che poi alla fine, dopo la morte, dà un premio ai sofferenti, e che insomma addirittura secondo l'islamismo potrebbe in una immagine di paradiso un po' diverso da quello cristiano far vivere anche delle belle giornate dal punto di vista sensuale e sessuale.
addirittura. Ma sì, va. In ogni caso Marx capiva benissimo che anche e soprattutto l'islamismo rappresentavano ancora il Medioevo e che senza la liberazione dall'islamismo come dal cristianesimo, no? Il proletariato non avrebbe raggiunto quello. Scusate, ci eravamo sbagliati. È quello che adesso fanno capire i marxisti. E no, dicono, perché mentre il cristianesimo è una religione veramente oppiacea, il cristianesimo è oppiaceo. Perché è oppiaceo? Perché crea tutti i presupposti per non essere felici né nell'aldilà né nell'aldilà. E attraverso una struttura prepotente come quella della Chiesa romana, cioè romana qui non c'è niente, non è una battuta leghista, ma insomma la Chiesa che fa capo a Roma come struttura di leadership, ebbene attraverso questa guida impone una distorta visione della realtà, rimandando all'aldilà quello che già si può raggiungere nell'aldilà. L'islamismo no, no, perché l'islamismo crea già su questa terra una struttura di equidivisione dei beni. Sì, no, perché tutte le donne per esempio devono portare il burqa, non è che ci siano delle donne che lo possono non portare. E poi diciamo, è chiaro che rispetto all'islamismo tradizionale il marxismo potrebbe rappresentare un'eresia, ma in fondo anche il cristianesimo ha avuto dei movimenti eretici e dei cambiamenti notevoli, soprattutto attraverso riforma e controriforma, ma ecco, cioè, attenzione, potrebbe nascere un harem maschile, ma sì, perché no? Cioè, voglio dire, come ogni uomo può contare su tante donne, ogni donna può contare su tanti uomini. Non vi ricorda questo la famosa Comune che negli anni 70 una serie di personaggi ventilavano come soluzione di tutti i problemi del capitalismo? Nella Comune cosa facciamo? Oh che bello, ci alziamo la mattina e dopo aver munto la propria mucca per bere un po' di latte, per ridarci fiato, cominciamo una giornata in cui si pongono le premesse per una grande famiglia dove tutti assieme praticamente facciamo l'amore, scambiandoci donne, scambiandoci uomini, in maniera tale da soddisfare equamente le richieste e le risorse. Vedete che alla fine la mente umana è una puttana, la mente umana è una puttana perché riesce ad adeguarsi a quel nuovo traguardo che volta per volta si propone. E allora a questo punto, se l'harem può diventare anche un harem maschile oltre che femminile, se comunque le grandi città come Nuova York possono essere gestite in maniera tale che chi crede nella religione musulmana comincerà ad avere quei diritti che poi saranno estesi anche ai cristiani quando si convertiranno al musulmanesimo, non trovate? Sì, a piedi nudi nel parco, ma che a piedi nudi in moschea, la stangata, cito dei film famosi ambientati a New York o dintorni, la stangata nell'harem, perché così la stangata è la rivalsa morale, ecco, della povera donna che veniva sfruttata e che finalmente riesce a sfruttare anche l'uomo, e via dicendo di questo passo. Insomma, l'America, nuovo Far West, dove riuscire a rinverdire questa oramai consunta ideologia marxiana in modo tale da riuscire, quindi non in Europa dove appunto incista ancora fetido il cristianesimo con tutte le sue vecchie strutture e diventa più difficile, se non previ atti terroristici, a riuscire a cambiare le cose. Lì insomma in America, terra più fertile, dove insomma il bigottismo non esiste se non attraverso quella falso puritanesimo, insomma, che puttaneggia a destra e a sinistra, benissimo, riusciamo a far meglio che altrove, e via dicendo. Non voglio usare parole troppo sguaiate o troppo aperte o troppo forti naturalmente, però noi ci possiamo prefigurare un futuro effettivamente in cui
la ristrutturazione del territorio attraverso così la nascita ovviamente di numerose moschee che peraltro riusciranno, secondo me, ma non voglio essere cattivo profeta, riusciranno anche magari a conservare vecchi angoli in qualche modo cristiani, considerati di serie B o serie C, vecchie sacrestie puzzolente, dove comunque, per carità, chi fosse ancora nell'epoca del trapasso morale, intimo e spirituale fra cristianesimo ed islamismo, alla fine potrà ancora vivere vecchie giornate di gloria. Voi capite bene che tutto questo è molto triste, e compete ad una nuova versione filosofica che prima o poi verrà partorita secondo già quegli spunti che io vi ho dato. Ripeto, abbiamo detto, la mente umana è una gran puttana e quindi riesce sempre a trovare, no, la logica giusta per giustificare, ecco, una novità, una grossa effettiva novità. E poi vedete, appunto, la storia non ragiona secondo la logica, non è una via retta, è una via tortuosa. La storia, pensate un po' alla storia soltanto dell'Ottocento, del Novecento. Nessuno immaginava che potessero essere partorite delle vere guerre mondiali, nessuno immaginava che in qualche modo venisse fuori un braccio di ferro fra comunismo e capitalismo e che il capitalismo apparentemente vincesse. È un gioco di illusioni, come gli incantamenti di serpente. La storia, quella con la S maiuscola, quella che, ecco, in un famoso libro di Elsa Morante è stata raccontata. Certo, la storia si abbevera sempre nel sangue, purtroppo, non dimentichiamolo mai. E il sangue non ha un colore rosso o nero, verde o blu, è sangue. E sicuramente qualcosa accadrà di questo genere. Ripeto, non voglio essere profeta, ma accadrà qualcosa di questo genere perché già il secolo si è aperto con le Twin Tower, non dimentichiamolo. E quindi molti giustamente dicono già dopo 25 anni le Twin Tower sono dimenticate perché appunto è stato eletto un sindaco musulmano. Mi pare che almeno sul piano della sfida fosse quel mondo là, no? Che voleva abbattere il simbolo, le Twin Tower, il simbolo del commercio, della finanza, del nuovo capitalismo mondiale, eccetera, eccetera, no? E quindi adesso si sta dalla parte dell'assassino e non della vittima, perché evidentemente, ripeto, l'ho già detto, la storia è illogica, non ha una sua logica. La storia ha una fantasia, appunto si chiama la fantasia al potere. Adesso questa fantasia non si accontenta più della liberazione sessuale, non si accontenta più, diciamo, dell'LGBTQ+, di soluzioni ecologiche alla Greta Thunberg. No, la storia adesso diventa magia, islamismo, marxismo, capite bene? E allora è evidente che a un certo punto c'è anche da parte del mondo musulmano un tentativo di riuscire a ottimizzare la faccenda in uno osmotico scambio di affari col marxismo, perché effettivamente sicuramente dei pensatori islamici, pensatori sulla religione islamica, arriveranno a giustificare ovviamente che in qualche modo bisogna ridistribuire i soldi, che in qualche modo appunto il proletariato, no? Questo nuovo proletariato, ecco, fatto di immigrati soprattutto musulmani, si vede bene, ma quegli altri poi naturalmente diventeranno musulmani, non preoccupatevi, a poco, ecco, tutto questo mondo prenderà definitivamente il potere, no? E allora se Marx diceva proletari di tutto il mondo unitevi, adesso possiamo dire islamimmigrati di tutto il mondo unitevi, che è arrivato il momento della dittatura dell'islamismo, che si incunea a poco senza che noi ci accorgiamo, sbalordendoci giorno dopo giorno e impedendoci di reagire
come occidentali, come cristiani, come liberali, come identitari, come federalisti, parole le quali parole per quel mondo lì sono bazzecole, quisquiglie inutili, fancazzate, ciurlerie, merdacce, perché loro possono avere il potere definitivo. Fra quanto? Ma chissà, chi lo sa. Non poniamo limiti naturalmente al tempo. Siamo arrivati, mi sembra, alla fine della prima parte e così riposiamo il nostro fiato putolentemente. A dopo il break. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie, ora parliamo di Alfred Adler, l'autore, psicologo, psichiatra, spiritualista che ebbe modo di scrivere 100 anni fa La conoscenza dell'uomo. Nella conoscenza dell'uomo Alfred Adler postulò quella che è il suo cavallo di battaglia, molto diverso da quello del suo maestro Freud, in quanto non riteneva Adler, anche lui viennese, ma non riteneva che la realtà umana fosse guidata dalla sessualità, come appunto pensava Freud, anche lui 100 e rotti anni fa, ne abbiamo parlato l'altra volta, ma la volontà di potenza. In questo lui si collega a Friedrich Wilhelm Nietzsche, l'autore, il filosofo tedesco, che ritiene in maniera piuttosto sostanziosa e attraverso anche moduli letterari famosi tipo Also sprach Zarathustra, così parlò Zarathustra, il suo capolavoro, riteneva appunto che solo la volontà di potenza è il vero motore. Cioè non è il sesso, il desiderio sessuale, anzi in un certo senso, capovolgendo quelle che sono le due immagini, è la voglia di gestire potere che provoca il desiderio sessuale. E quindi la volontà di potenza è un motore reale profondo inconscio, sempre che questo lui è d'accordo con Freud che esista l'inconscio. Nella conoscenza dell'uomo ci spiega che questo motore della volontà di potenza provoca appunto un sentimento di inferiorità e poi di superiorità rispetto agli altri, perché è nell'uomo naturale la volontà di gestire il potere nei confronti degli altri. La gestione del potere è una cosa complessa che parte appunto dalle piccole cose per arrivare alla società, alla politica, eccetera. Non che l'uomo non sia un animale sociale, perché senza la società non potrebbe vivere, però in qualche modo strumentalizza lui, l'essere umano, nella sua singolarità, la stessa società,
perché in qualche modo vuole raggiungere un certo traguardo di potere. Sapete che in Wilhelm Nietzsche la volontà di potenza si tradurrà soprattutto nell'immagine dell'Übermensch, del superuomo, che è in grado di guidare una società oramai di deboli afflosciati senza più volontà di potenza, proprio perché hanno perso il valore. Tra l'altro Nietzsche aveva profetizzato la fine del cristianesimo. Ecco, certamente. Sappiamo di avere la classica telefonata di Lisetta, vediamo cosa ci propone oggi, dopo ritorniamo su Adler. Pronto Lisetta? Sì, buongiorno Prego. professore, io volevo chiederle gentilmente se posso entrare nella sua lezione di Mamdani, mi sembra che si chiami così. Sì, mi dica. Ok, Prego. allora, secondo me non sorprende, professore, che la sua elezione sia stata una scossa, dico io, per la politica americana, e non solo per quella, per la destra e non solo per la destra. E allora volevo aggiungere che la sua vittoria può essere definita come una, secondo me, sempre una transizione generazionale per la capacità di mobilitare i giovani. Allora, ha raccolto i voti, mi sembra, di un terzo dell'elettorato ebraico, quello della generazione Z, che non condivide le politiche del governo di Tel Aviv. E poi lui rappresenta un nuovo populismo, secondo me, di sinistra, e che in Europa vanta diversi interpreti, professor Rognoni, non solo nelle piazze pro-Pal, secondo me, cioè c'è la Catherine Connolly, la nuova presidente irlandese, ha molto in comune con Mamdani. Se c'è un campanello d'allarme, professor Rognoni, che deve risuonare per Trump, sono i temi su cui le due sinistre diverse e antagoniste hanno trovato una sintesi. In un anno l'inflazione non si è impennata nonostante i dazi, ma non è nemmeno scesa. E poi voglio terminare. Con lui hanno vinto le ragioni della contrapposizione e dell'utopia, sempre molto difficile da tradurre in realtà però. E mettiamoci i puntini. Io la saluto e buona giornata, professore. Grazie Lisetta, mi sembra interessante il concetto di populismo di sinistra. È un populismo che però fa bevere a questo punto proprio anche all'ex oppio dei popoli, che diventa l'oro dei popoli. La religione a questo punto diventa l'oro, anche perché Lisetta mi dice sì, è una proposta per i giovani un po' utopista, ma io ho l'impressione, parlo da uomo della strada, ho l'impressione che dietro ci sia anche un certo foraggiamento che arriva dal mondo arabo, che arriva dal mondo musulmano, che permette a costoro in Europa e in America di riuscire a vincere. E allora, se questa è la partita, se questo è il gioco, un gioco al massacro, perché è evidente che il nuovo sindaco di Nuova York vuole sfidare Trump in maniera molto plateale, anche guascona e dir poco, non soltanto con una certa irriverenza che non conoscevamo in nessun sindaco della storia precedente, ma anche con una voglia di dimostrare che una città può far più di uno Stato, cosa impossibile secondo me. E quindi da questo punto di vista noi ci troviamo di fronte davvero a una forma di populismo che diciamo, al netto di tutta quella fonte che dicevamo anche finanziaria, economica, Soros, che oramai malleva, cioè alleva malamente lo stesso sindaco, lo abbraccia, lo sbaciucchia moralmente, ma poi noi non sappiamo cosa ci sta dietro esattamente a questo mondo. Io non mi permetto di parlare di economia perché non è la mia, non è il mio cavallo di battaglia, però sicuramente subodoro qualcosa di losco, di molto losco. Per cui certo l'utopia nel mondo è sempre stata forte perché ha creato disastri. L'utopia ha creato disastri nell'estrema destra, nell'estrema sinistra, nel cristianesimo, perché il cristianesimo ha fatto le crociate, non dimentichiamo. E l'utopia appunto di conquistare il mondo marxisticamente farà altri morti, come detto prima, e farà altro sangue. Ha fatto bene a ricordare anche il caso della Danimarca, poi naturalmente abbiamo sindaci nel mondo inglese, arriveranno anche in Italia,
Ma vediamo, perché l'Italia è uno stato anomalo dell'Occidente, nel senso che riesce, non solo perché ha il Vaticano nel suo interno come costola, il bene e nel male si intende, ma perché riesce comunque a reagire in maniera imprevedibile a certi fatti e a certi misfatti. E di conseguenza non sarei neanche così pessimista. Certo che se il mondo va in mano a gente come il sindaco di Nuova York, allora c'è da preoccuparsi comunque, perché poi voglio vedere quante meloncine, scusate la battuta molto cretina, potranno nascere in futuro da riuscire a fare come dire, diga rispetto alle tristi invasioni come dire, morali e politiche appunto della Nouvelle Vague isla-marxista. Quindi grazie a questa osservazione comunque certo l'utopia non è di per sé malvagia, perché adesso io sento l'eco di battute di nostri ascoltatori che stanno pensando, ma scusate, voi che parlate a Radio Libertà non eravate quelli della Padania? Che utopia è stata? Assurda la Padania, no? Non si è mai realizzata, non si realizzerà mai. Sì, però intanto ha smosso le acque, cioè ha creato una situazione politica diversa e quindi ha destabilizzato un sistema precedente, diciamo alla democristiana, che ormai è morto. Alla democristiana si intende, non alla cristiana, perché i valori veri cristiani vanno ancora ripresi e rilanciati proprio in opposizione all'islamarxismo a questo punto. E a questo punto tutta una serie di spunti di varia forma e di varia natura che vorremmo sentire magari anche da un certo Papa Leone XIV potrebbero ridare luce e spunto e fuoco, mi si perdoni la battuta, fuoco all'orgoglio dell'Occidente. Io poi dopo lunedì nel sentire il professor Zecchi voglio fargli anche questa domanda, lo voglio stanare perché una mente così fulgida e profonda come quella del professor Zecchi secondo me è sprecata se non ci dà una dritta per riuscire a salvarci dall'islamarxismo. E detto questo, naturalmente ritorno a quanto stavo argomentando Adler, un po' per contrappeso, ma per farci capire quanto lo stesso in fondo non se lo sarebbe immaginato Adler, ma adesso lo possiamo dire, lo stesso islamarxismo, cioè quindi un nuovo putpurri, una nuova frittata ideologica che vuole conquistare il mondo, si è animato da volontà di potenza dei singoli e dell'intera comunità di quel genere lì, perché i singoli, a partire ovviamente dal sindaco o da altre persone simili, come diceva Lisetta, oppure anche dalle comunità che hanno fatto scuola all'interno dell'Occidente in una certa maniera, in una certa forma, c'è veramente la volontà di potenza. La volontà di potenza è qualcosa di inestirpabile nell'essere umano, diceva Adler. E stiamo attenti ai miti, a quelli appunto che fanno le vittime, a quelli che sostengono di agire soltanto per il bene di tutti, perché sono loro i più prepotenti, cioè quelli che favoriscono la loro volontà di potenza, che non ha limiti, non ha confronti e non ha limiti naturalmente, nel riuscire a soddisfare questo sentimento prima di inferiorità e poi di superiorità, perché chi si sente inferiore vuol diventare superiore poi agli altri e quindi farli schiavi mentali. Ma davvero è finita la schiavitù nel mondo? Sì, sarà finita fortunatamente da secoli la schiavitù fisica, ma qui abbiamo milioni e milioni di schiavi mentali che non capiscono l'urgenza e la gravità della situazione. E quindi magari appunto inneggiano al nuovo sindaco di Nuova York, tutto così nuovo, no? Così bello, il nuovo attira, no? Meravigliosamente, per riuscire a rifondare una nuova civiltà, una nuova società, no? Campanella, la città del sole, Campanella che era una mente molto fervida, del 500-600 italiano del sud, ebbene aveva progettato
una città magnifica dove tutti erano felici, si equidistribuivano le ricchezze. Ecco, vogliono ricostruire la città del sole di Campanella, ma non capiscono che la città del sole è piena di ombre, non porta luce, porta ombra. Allora, se io sento padre Livio su Radio Maria che mi dice: attenzione, perché la Madonna, leggete bene le sue parole, sta dicendo che oramai Satana sta liberandosi delle catene, eccetera. E però, padre Livio, aggiungimi il resto, perché Satana, scusa, vorrei sbagliarmi, ma potrebbe anche presentarsi subspecie islamica, o sbaglio? E allora, ecco il punto, naturalmente, no? Nessuna volontà di sfidare stupidamente il cosiddetto nemico da parte nostra, perché in questo caso rischieremmo di contrapporre volontà di potenza, ritornando ad Ader, ad altra volontà di potenza. Ma c'è di più. Nel capolavoro La conoscenza dell'uomo, Ader dice che l'essere umano, per raggiungere i suoi obiettivi di potenza, usa la finzione. C'è una strategia molto particolare che passa attraverso la finzione mentale, che può essere appunto un'ideologia, un'ossessione, un orientamento di varia natura, di varia forma, in cui ciascuno di noi non crede veramente. Guardate che è strabiliante Ader. Ader non solo supera Freud, ma in qualche modo ci fa intendere il bagno nella menzogna che sta vivendo l'umanità già a partire da fine Ottocento, che continua imperterrito. Cioè ciascuno di noi sta fingendo di credere in qualcosa soltanto per ottenere la volontà di potenza. E questo va bene proprio per i marxisti, per i comunisti, che stanno fingendo di credere nell'Islam per riuscire a ottenere il potere. È un gioco al massacro, l'abbiamo detto, e fa bene, secondo me, personale idea, naturalmente, il presidente degli United States a contrapporre la sua forza, la sua determinazione. Non mi interessano adesso i discorsi relativi al mondo, ai dazi, non mi interessa l'economia, mi interessa l'energia vitale, l'élan vital di Riberson, grande filosofo francese, che diceva: è attraverso lo slancio vitale che noi riusciamo a bloccare, non dico il male, insomma, ma il rischio di rimanere vittima della volontà di potenza. Perché questo slancio vitale non nasce per forza dall'egocentrismo, dall'egoismo, ma nasce probabilmente forse da un pur recondito che riconosceva lo stesso Alfred Adler nella conoscenza dell'uomo, 100 anni questo libro, volontà di creare un mondo migliore, un mondo in cui in qualche modo tutte le volontà di potenza si annullino reciprocamente. Perché se una volontà di potenza vince su tutte le altre, è finita perché appunto non sarebbe la fine stessa dell'umanità, naturalmente. Il grande vantaggio è quello appunto che ciascuno di noi si schiera in questo campo di battaglia contro altre volontà di potenza e quindi si annullano in qualche modo reciprocamente. Ecco. Che poi ci sono stati politici, certo tantissimi politici dei tempi passati, che abbiano sguinzagliato le loro volontà di potenza in mille maniere, perché cito a casa, c'è chi limonava con i mafiosi, c'è chi sterminava come Stalin le genti subalterne, c'è chi progettava campi di concentramento e altre forme di discriminazione, certamente lo sappiamo, però questo non esclude la possibilità comunque, grazie proprio, attenzione, al ripensamento su questo settore dello studio, che è la psicologia, che io non trascurerei e non butterei via. C'era un po' l'andazzo ai tempi di Radio Padania che la psicologia fosse una forma poco felice di applicazione all'essere umano. Invece io personalmente credo nella psicologia, non dico quello psicologo ha fatto meglio degli altri, tanto che adesso vi volevo abbordare anche Jung, perché
L'altro allievo di Freud è proprio Carl Gustav Jung, mentre Adler era anche lui viennese, Jung è svizzero, zurighese. Jung prima segue le lezioni di Freud, poi se ne distacca perché appunto anche lui non vede nel sesso il motore, nella sensualità e il desiderio sessuale il motore assoluto della nostra esistenza. Piuttosto, e non è facile spiegare Jung perché si tratta di un filosofo molto sottile e arguto, oltre che psicologo, piuttosto in quell'inconscio collettivo, che lui considera più importante dell'inconscio individuale, che è in grado di generare dei simboli. Certo, attraverso i sogni, così come c'è a Freud, quei simboli possono essere riconosciuti. Però attenzione, il motore reale è proprio la volontà di vivere fino in fondo quei simboli, dice Jung, Carl Gustav Jung, soprattutto appunto nel suo libro L'uomo e i suoi simboli, in maniera tale da riuscire a trovare il senso della propria esistenza. Ecco, nasce quel processo di individuazione, così lo chiama Carl Gustav Jung, che ci permette di passare da una dimensione personale, spesso finta e mascherata, in questo accetta la lezione di Adler, per arrivare in realtà ad una visione del mondo che riesca a realizzare la propria vera personalità, il cosiddetto sé. Il sé è l'ultimo obiettivo della personalità secondo Jung, perché il sé è la trasmutazione quasi alchemica, no? Attraverso la riflessione sui simboli, sugli archetipi, della propria personalità verso un senso reale da dare alla propria esistenza. Quindi in questo senso più solidale e più e più vicino a una sensibilità spirituale e religiosa di Adler, che fermandosi alla volontà di potenza non riusciva ad accettare proprio il discorso della solidarietà. Di più, Jung introduce la differenza fra animus e anima, cioè esiste in ciascuno di noi una parte animus maschile e una parte anima femminile. Esiste sia nell'uomo che nella donna. Quindi nella donna ci sarebbe anche un animus e nell'uomo ci sarebbe anche un'anima. Questa impostazione è stata un po' travisata perché soprattutto un certo tipo di ideologia, diciamo così, di liberazione sessuale e di nuovo genderismo ha visto in questo insomma il progressivo avvicinamento a una visione che insomma favorisce l'omosessualità. Non è esattamente così. Jung non parlava di questo, anzi faceva intendere Jung che una vita compiuta, quindi come realizzazione del sé sia da parte del maschio che della donna, non può che andare verso la persona dell'altro sesso. Certamente nella dialettica, nel confronto animus-anima, chi ha come maschio forte anche l'anima deve trovare una donna che abbia forte l'animus, quindi per uno scambio osmotico favorevole fra le due persone di sesso diverso. E in questo senso lui favoriva anche la visione di un uomo meno macho per forza, perché quel tipo di uomo è un uomo oramai superato. Già allora ai tempi Jung morirà nel 1961 sul lago di Zurigo, dove aveva creato anche una specie di nuovo collegio di istituzione psicoanalitica. Ma al di là di questo sicuramente Jung ci propone un tipo di orientamento in cui la religione, quindi la riflessione religiosa, la riflessione spirituale, non per forza in chiave cristiana, ma sicuramente non in chiave islamica, è quella che ci induce a comprendere meglio noi stessi, gli altri, e quindi a trovare e a dare un senso alla propria esistenza. Quindi non possiamo dimenticare questi grandi maestri, che se anche sono superati dalla storia, perché certamente 100 anni fa o poco meno non c'erano i problemi che ci sono oggi, ma possono tornare utili ancora per decifrare come cartina al tornasole quello che è veramente il senso di quello che stiamo vivendo effettivamente oggi, cioè in una società occidentale super egotista, no? Isterica nel suo
individualismo, e una società contrapposta che rimane forte a livello di collettività, in senso lato anche extra-religioso, ma che trova nella religione islamica un contrappeso di tutto il discorso. Ecco, a proposito di contrappeso, l'ultima battuta su Jung è quella relativa al fatto che esiste la legge di compensazione. Quindi ciascuno di noi può presentare una forma ossessiva anche di difetto o, come diceva Adler, di finzione, ma c'è sempre un meccanismo di compensazione che porta in realtà l'essere umano anche nella direzione contraria. Quindi se è forte la volontà di potenza, per esempio, può essere forte la volontà di potenza, ma per senso di colpa, che esiste ed è forte in ogni essere umano, noi anche se siamo prepotenti, finiamo per fare delle opere di bene che nessuno avrebbe mai immaginato. Ecco, questo guazzabuglio, come diceva Manzoni, il guazzabuglio dell'animo umano, ecco, sicuramente Adler e Jung lo seppero interpretare, Adler in senso più meccanicistico e materialistico, Jung in senso più spiritualistico. E tutto il testamento che ci lascia sicuramente Carl Gustav Jung va in questa direzione, nella direzione sicuramente della libertà, perché solo la libertà, ecco, Radio Libertà, solo la libertà ci permette di capire chi siamo veramente, il processo di individuazione, ma chi sono io? E solo attraverso la libertà noi permettiamo a tutti di procedere lungo questa pista. Quindi è evidente che vanno bloccate e vanno frenate tutte quelle forme di comportamento che ci riconducono a una stupida collettività, cioè quindi a una falsa, a un falso comunitarismo, naturalmente. E tutto questo ci permette poi, ma Adler e l'ultima psicologia individuale di Adler, raffigurata soprattutto dal mio medico di base, e oramai morto da un pezzo, Pierluigi Pagani, andava nella direzione del liberalismo. Quindi in chiave metapolitica, anche se con matrice e soluzioni diverse, sia Jung e Adler erano fondamentalmente dei liberali, se li sappiamo leggere nella maniera giusta, naturalmente. Mentre Freud ha finito per essere accostato tragicamente al marxismo, perché prima dell'islamarxismo esisteva il Freud-marxismo, che è quello che ha portato appunto alle concezioni di liberazione sessuale che noi conosciamo oggi come oggi, e soprattutto attraverso Marcuse, che è stato il vate del marxismo freudiano, cioè quello che ha capito che bisognava smetterla di lottare per la classe operaia, ma era preferibile farlo per il nostro pene e la nostra vagina. Non sono d'accordo, però quella è l'impostazione che ha portato allo sviluppo ultimo del marxismo. Ora anche questo marxismo, diciamo da utero e da pistola vivente, è finito, ha fatto la sua epoca, e vedremo come verrà riassorbito, no? Ricordate Hegel, tesi, antitesi, sintesi, natura non facis saltus, quindi le due forze, le due idee che si contrappongono vengono poi reintegrate. Vedremo come l'islamarxismo riuscirà a reintegrare tutto questo, ma sicuramente ci saranno conflitti, tensioni, tutta una serie di lotte e di tergiversazioni drammatiche, tragiche, che caratterizzeranno tutto il secolo XXI, e quindi c'è solo da attendere, e sicuramente i nostri giovani sono anche pronti per questo, speriamo. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. Ci risentiamo a lunedì con Zecchi. Avete ascoltato Cultura e Arte